Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta e quindi vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Buon venerdì tutti quanti, e poi questo venerdì anche speciale perché è l'8 marzo, allora buona festa delle donne a tutti quanti, ma anche buona festa, io dico, perché gli uomini che trattano sempre bene le donne, perché non dobbiamo mai dimenticarci. Oggi parliamo di un argomento piuttosto scottante, ci chiediamo è giusto riaprire le case chiuse oppure pensare di tassare le prostitute magari per fare cassa? È un'idea secondo voi possibile? Allora aspettiamo le vostre telefonate. Per galanteria, perché oggi è la festa delle donne, inizio con le donne, ho il piacere di avere in studio con noi Gaia Borgato, coordinatrice dell'area contatto dell'associazione Mimosa Padova, poi lei cade a fagiolo con sto nome qua oggi, giusto? Sì. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Etta Andrella del Partito Democratico di Padova, benvenuta. Buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio della Regione del Veneto, benvenuto. Buongiorno, Presidente. grazie per l'invito. E allora, una situazione molto difficile, se ne è dibattuti negli ultimi giorni, insomma una questione abbastanza spinosa. Cosa dice Salvini? Ero e continua a essere favorevole alla riapertura delle case chiuse, non c'è nel contratto di governo perché il Movimento 5 Stelle non la pensano così, però io continuo a ritenere che togliere alle mafie, alle strade e al degrado questo business, anche dal punto di vista sanitario, sia la strada giusta e che il modello austriaco sia quello più efficiente. Allora, detto così, Salvini, dopo la cerimonia della consegna di Costa Venezia a Monfalcone, rispondendo appunto alle domande. Dice, è una cosa che volete fare subito, hanno incalzato i giornalisti? No, non aggiungiamo un problema a un altro problema, perché probabilmente insomma di situazioni molto difficili e scottanti ce ne sono molte al governo. Riaprire le case chiuse, quindi togliere le donne che praticano questa attività dalla strada e nasconderle magari alla vista, le persone magari possono pensare anche a queste. Allora, Roberto Ciambetti, ricordiamo che in Italia la prostituzione è definita come scambio di servizi sessuali per denaro ed è lecita, mentre illegale ogni altra attività collaterale come il favoreggiamento, lo sfruttamento o l'organizzazione all'interno di luoghi chiusi. C'è un bel problema forse anche, no? La puoi fare così, è una tua libera scelta e c'è un po' di contrasto. È proprio questo, lo sfruttamento a cui sono sottoposte, appunto, la maggior parte sono ragazze che arrivano anche dall'estero, sottoposte al sfruttamento di mafie albanese, nigeriana o quant'altro. E riuscire a regolamentare, come è successo in altri paesi d'Europa, e noi siamo circondati da Croazia, Slovenia, Austria, Svizzera, dove è stata regolamentata questa situazione, è sicuramente un modo sia dal punto di vista di controllo da parte delle forze dell'ordine, anche della legalità o del non sfruttamento di queste ragazze, sia anche dal punto di vista sanitario, per riuscire comunque ad avere un controllo di questo tipo purtroppo appunto di situazione. La cosa non va limitata al genere femminile, bipartisan su questo, c'è chi anche svolge queste prestazioni dal lato appunto maschile, quindi è una cosa bipartisan, non solo per una parte, diciamo, genere. Sì, quella più evidente, quella più anche impattante, dico, nelle nostre città è sicuramente la prostituzione femminile e soprattutto, ripeto, gestita da malfattori e da mafie che sfruttano queste ragazze in maniera assolutamente indecorosa. Ecco, allora senta, non è, perché le persone magari dicono nel tempo forse bisogna tassarli, bisogna che paghino anche le tasse, visto che è su base volontaria tecnicamente, no? Perché viene riconosciuta così, dice si possono incassare tra i 2 e i 4 miliardi di euro, però un po' stride anche nella nostra formazione cristiana, cattolica, l'idea di fare cassa o comunque di ricavare dei proventi da un'attività come questa, che sarà pure l'attività, come si suol dire, più vecchia del mondo, però insomma un po' di mal di stomaco ti fa venire. Questi sono dati che vengono rapportati a quello che avviene negli altri paesi europei e quello che avviene, ripeto, anche ai confini dell'Italia. Una volta c'era un bel articolo ieri di Carlo Nordio sul Gazzettino. Quelli che una volta erano
casinò oppure distributori, diciamo, di benzina, di gasolio, sono diventati proprio agli stretti confini dell'Italia purtroppo appunto situazioni e luoghi dove viene esercitata la prostituzione. Da quei numeri e da quel flusso anche di persone che dall'Italia vanno in questi luoghi, quel conteggio di circa 3 miliardi di euro di eventuali introiti per l'area dello Stato è un conteggio che viene fatto appunto guardando e verificando e contando i clienti che vanno appunto negli stretti confini italiani. Allora, sono dati molto interessanti perché poi bisogna analizzare anche i numeri. Si parla in Italia di circa 3 milioni di clienti in un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, quindi diciamo un uomo su 8 potrebbe essere un cliente. L'importo all'anno è 4 miliardi di euro, di fatturato sempre secondo stime perché poi non si riesce a capire bene, circa 90 milioni di euro al mese e anche qui quante sono le donne che vengono chiamate sex workers o comunque che si prostituiscono tra le 70 e le 120 mila. Numeri sempre molto complicati perché, ripeto, non si può davvero sapere fino alla fine. E Tandrella, cosa non funziona in questa idea di poter riaprire le case chiuse? Ricordiamo, sono passati parecchi anni, era il 1958 e la legge 58 con la legge Merlin, la 75, ricordiamolo, c'è stata questa decisione ed erano parecchie comunque le case chiuse che esistevano in Italia, occupavano circa 2700 donne che però poi in un certo modo venivano anche marchiate. Allora, le donne e la scelta politica della senatrice Merlin di proporre la chiusura delle case chiuse è stata una scelta politica per evitare che queste donne che lavoravano dentro le case, venissero continuamente schiavizzate perché in realtà erano delle schiave, non avevano le stesse libertà e autonomie delle altre donne, venivano considerate ed erano delle schiave, non avevano a disposizione i propri documenti e addirittura, se vi ricordate, c'è stato anche il film sulla Merlin, sull'apertura delle case chiuse e queste donne non avevano a disposizione i propri documenti, non potevano trasferirsi e non potevano neanche sposarsi. Quindi erano a tutti gli effetti non solo delle cittadine di serie B, ma non erano neanche delle cittadine. Quindi il presupposto della legge Merlin è principalmente questo: liberare le donne da una schiavitù. Il fatto di riproporre adesso, nel 2019, pur ammantandolo di meccanismi, di diritti, di autonomia, di scelta personale delle donne, quando sappiamo benissimo... Su base volontaria. Su base volontaria, ma il 50%, forse anche di più, delle donne che in questo momento, delle persone che in questo momento si prostituiscono, sono delle persone che sono vittime della tratta, poi ne parlerà sicuramente meglio lei, e sono vittime della tratta, sono in mano alle mafie, sono senza documenti, sono ricattate, ricattabili attraverso meccanismi culturali anche che noi non riusciamo nemmeno a immaginare, perché ci sono magari tutta una serie di procedure in Nigeria, esatto. eccetera. Però quindi, senta, io dopo una telefonata le volevo chiedere, e poi ne discutiamo, si parla anche molto di prostituzione negoziata anche, nel senso che ci sono anche quelli che magari hanno sì uno sfruttatore, ma decidono in un certo senso, arrivano a un punto in cui c'è anche uno sfruttamento negoziato, perché è uscito anche questo. Le faccio rispondere dopo la telefonata, perché è una cosa sulla quale dobbiamo meditare, perché poi ognuno cita i suoi dati, insomma sostanzialmente c'è chi dice un 50% è costretto e un 50% lo fa per libera scelta. I dati sono sempre molto complicati e opinabili. Pronto? Buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, sono Luigino. Prego. Pronto? Sì. Allora, io volevo esprimo la mia idea. Innanzitutto, se la donna decide di fare quella scelta, che sia la donna e non che ci sia il sfruttatore dietro che le fa fare una vita da schiavitù, perché quello è da carcere, non da carcere. Secondo, che la donna che decide che sceglie fare quel lavoro abbia la virtù di avere una pensione, che faccia il suo versamento, che faccia le sue cose in regola,
In quanto alla tassazione, la vedrei proprio minimamente una tassazione, perché non sarebbe giusto insomma, che lo Stato prendesse una cifra naturale, va anche bene, ma una cifra della tassazione a livello come hanno i negozi sarebbe vergognoso. Però quando decide la donna di quella scelta, di scegliere quello, che non ci sia nessuno dietro, che sia italiano, albanese, rumeno, che sia quello che sia, deve essere carcerato, perché sfruttare il corpo umano in quelle condizioni è veramente schifoso. E dopo che siano dentro le case, sceglie quindi lei dice va bene che facciano una libera scelta con l'assenza di uno sfruttatore all'interno di un'abitazione senza tassazione da parte del governo, ma che possano dare depositare i contributi pensionistici. Sì, che ci sia una tassazione formale, che ci sia una tassazione, insomma, deve essere perché è sempre una professione, però che sia una tassazione leggera, no? Che sia una tassazione... Allora, io la ringrazio davvero molto per il suo punto di vista. 049 49 06 054. Andrella, prima di andare in pubblicità poi sentiamo Gaia Borgato. Allora, vede, anche le persone si fanno il loro mix. No, ma sì, io vorrei allora, su questa... allora, intanto questa libera scelta delle donne... io ho una certa età, negli anni '80 c'è stato un movimento di liberazione delle prostitute, io ho lavorato moltissimo con le prostitute quelle poche però che c'erano, che lo avevano fatto per libera scelta e sicuramente anche loro chiedevano di essere in qualche modo riconosciute, ma sono una percentuale talmente bassa che non rientra in questo meccanismo adesso se non mi sbaglio parliamo di 25 miliardi di fatturato anno con incrementi appunto per lo Stato di 4-5 miliardi di tassazione, cioè è una cosa che sono due punti di vista completamente diversi. In mezzo a questi due punti di vista ci sono tutte le donne che sono per qualche motivo costrette a prostituirsi e non faranno una libera scelta, non saranno mai in grado di fare una libera scelta, perché una donna che fa una libera scelta difficilmente decide di fare la prostituta. Ecco, allora ci lasciamo con queste parole, poi sentiamo appunto Gaia Borgato che cosa succede anche con la loro associazione che è attiva davvero da molti anni nel territorio. 049 49 06 054. A dopo. Tornati con la diretta 049 49 06 054, noi abbiamo continuato il dibattito come sempre durante la pubblicità perché si cerca di capire in quale direzione si debba andare. So che c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Prego, buongiorno Giusy, ci dica tutto. Allora, intanto bisogna chiudere quelle case e appartamenti con insegne fasulle tipo massaggiatrici. Perché se vogliono andare a vedere, ma possono entrare in quelle case lì, non mi dicano che sono case private che non possono entrare, ma quando vedi insomma la gente che va avanti e indietro, su e giù per le scale, penso che si siano fatti qualche pensiero. E poi dico un'altra cosa, quando apriranno le case, e spero presto, ma per non vedere tutto quel marciume, per tutto quel marciume nelle strade, se li fanno la fattura, io spero veramente che qualche moglie si accorga in tasca che c'è la fattura e così magari si metterebbe a posto tante famiglie, ma perché dopo tutto puoi anche portarti a casa delle malattie, non so, qualche malattia, adesso qualche malattia, dopo non si sa. Purtroppo succede spesso. E spero veramente che qualcuno se la dimentichi in tasca per vedere le nostre donne con chi vivono assieme. La ringrazio. Grazie, signora Giusy, insomma interpretiamo così che qualche uomo, se dovesse mai succedere, la donna si prende col mattarello e dice cosa hai combinato.
legittima difesa. Allora, Gaia Borgato, una situazione molto complicata. Capire quante persone si prostituiscono in Italia non è semplice, perché chiaramente non è un mercato lecito, è totalmente illecito, e quindi questi numeri dai 70 ai 120.000, poi chissà quello che appunto, come dice la signora Giusi, lo fanno nelle case private, sono numeri difficili. Allora, voi da quanti anni siete sul territorio e come lavorate, come operate? Sì, allora l'associazione Mimosa nasce nel 1996. Mimosa oltretutto non per il nome del fiore, ma perché è stata la prima donna che è stata aiutata dalla nostra associazione ad emergere dallo sfruttamento e a denunciare appunto la situazione in cui si trovava una signora albanese. Nasce nel 96 perché proprio in quel periodo, nei primi anni 90, emerge il fenomeno della prostituzione migrante, quindi persone costrette a suo tempo anche con la violenza fisica a traghettare da un paese all'altro, trasportate da un paese all'altro, reclutate nel paese di origine e sfruttate poi nel paese di destinazione, sfruttate sessualmente, quindi in strada per lo più. È impossibile sapere quante persone si prostituiscono sul territorio italiano, perché noi la contezza ce l'abbiamo bene o male delle persone che si prostituiscono sulla strada. Infatti noi contattiamo tutte le persone che si prostituiscono sulle strade di Padova, Vicenza e Treviso. E cosa vi dicono queste persone? Cioè, voi le contattate, voi siete partiti, diciamo, con quel periodo dell'America, no? Si ricorda il film dell'America, il periodo della prostituzione albanese, insomma, il primo flusso migranti, e adesso è totalmente cambiato. Cosa vi dicono queste persone? Ma allora, prima parlavi, poi forse non abbiamo affrontato l'argomento della negoziazione della... Sì. Allora sì, negoziazione è un po' un termine forse azzardato. Prostituzione negoziata. Prostituzione negoziata. Allora diciamo che in questo momento il miglior modo per tenere agganciata una ragazza non è più sfruttare la violenza fisica, ma piuttosto la violenza psicologica e lo sfruttamento del suo stato di bisogno. Quindi ci sono molte persone, ragazze che provengono, ma appunto anche persone appunto di qualsiasi genere, perché incontriamo molte persone anche trans sulle strade che subiscono lo stesso trattamento, e sono diciamo costrette dalla povertà, dalla situazione in cui si trovano, a cercare una vita migliore e si aggrappano proprio nel vero senso della parola a chi promette loro un futuro diverso in Europa, in questo caso. Ma quindi allo sfruttatore, alla mamma? Esatto, che però ovviamente non si presenta a queste persone come una persona violenta o che le minaccia o che dice loro che se non obbediscono, ma anzi utilizza tutti i ricatti, diciamo, possiamo dire il bastone e la carota, nel senso che promettono una vita migliore, promettono di aiutare queste persone nel momento in cui arrivano nel paese di destinazione, aiutarle ovviamente nel viaggio. Queste persone, adesso generalizzo, ma poi ogni target è diverso, ogni nazionalità è diversa, queste persone vedono in chi le ha aiutate, tra virgolette, ad arrivare, sì, aiutate ai loro occhi ad arrivare nel paese di destinazione, hanno quasi una sorta di riconoscenza, per poi invece ritrovarsi a dover effettivamente esercitare attività di prostituzione in una situazione pericolosa, degradante, in cui sì. Quindi è più prevalente, predominante in questo momento la violenza psicologica o la violenza del ricatto del rito voodoo? Sì, piuttosto quindi che prostituzione negoziata fino a un certo punto, nel senso l'accordo magari iniziale c'è, ma non c'è poi la consapevolezza di che cosa effettivamente succederà a queste persone. Che cosa andranno a fare? Allora io devo prendere la telefonata, tra l'altro ha citato bene i transessuali, secondo i dati che sono stati diffusi sono il 17,8% del totale di tutti che si prostituiscono, e dice che il 60% dei transessuali si prostituiscono nel nord Italia. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa, buongiorno a lei e anche agli ospiti. Prego. Sono Giulio di Ponte nelle Alpi, Belluno. Bene. Allora io vorrei proprio parlare di questa
facendo che state a parlare adesso, le discussioni sulle prostitute, delle cose lì. Allora io ero già del 75 in Germania, eravamo nel confine dell'Olanda, lì le donne si vedevano in vetrina. Allora io mi chiedo, perché la signora lì da vicino a lei sulla sua sinistra, che la conosco bene perché parlo tante volte con lei, mi piace parlare con lei, perché non andate voi altre donne dentro il governo lì o l'europeo o quello che è e discutete della faccenda, dire ma quelle là sono sottomesse, sono così, sono colà? Perché ci sono milioni di prostitute al mondo, milioni. Volete metterle a posto tutte? E allora dovete andare voi anche personalmente a parlare con loro se decidono di farlo di sua volontà o se sono sottomesse, perché se sono sottomesse bisogna ficcare in galera chi le mette lì. Ma non si può dire là è così, là è colà, e se non sapete, io sono stato in 3/4 di mondo, ho girato 3/4 di mondo, le ho viste le cose. Le donne sono sottomesse tante volte perché vogliono quella vita. Dice una scelta personale, non c'è sottomissione, giusto signor Giulio? Dice, ha girato il mondo come c'è in Olanda, come c'è in alcuni paesi dell'Europa, dove insomma una cosa, quello poi è un argomento, il turismo sessuale però è molto molto pesante in quei paesi. Ma sì, mi scusi, ma allora perché non prendete dalla Thailandia, da Hong Kong, dalla Malesia, perché no andate anche a vedere lì come sono trattate le donne? Allora, è bello parlare lì. Bisogna così, bisogna quella. Allora, signor Giulio, io intanto la ringrazio per il suo intervento, abbiamo capito quindi il suo punto di vista, giusto per Gaia Borgato, per un attimo concludere, dice questo signore, ma queste sono le realtà che voi che conoscete, cioè queste ci saranno quelle che in Europa dove è consentito, perché ci sono paesi dove è consentito farlo, magari lo fanno per libera scelta come professione, però quelle che conoscete voi non è una scelta, sì, è una allora intanto sono d'accordo col signore sul fatto che una qualsiasi proposta di legge magari vada concertata con chi effettivamente lavora sul campo. So che, allora ho letto che è stata, non so se è stata interpellata direttamente o se sono state riprese le parole di Pia Covre del Comitato dei diritti civili delle prostitute, che però poi lei stessa ha contestato poi la proposta di legge, e quindi sì, io credo che sicuramente il primo passo da fare è quello di capire appunto il punto di vista degli operatori professionali che ogni giorno lavorano con queste persone. Noi appunto contattiamo tutte le persone che si prostituiscono su strada e l'obiettivo ovviamente nostro è quello della riduzione del danno, quindi quello di evitare la trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili, educando alla prevenzione. Che non è solo l'HIV, ce ne sono tantissime, curabili e non curabili, c'è l'epatite B, perché siamo fissati con alcune solo, ma ragazzi... Esatto, e anche ovviamente evitare le gravidanze indesiderate, perché anche quello, se il preservativo non viene utilizzato, è un rischio. E potremo legarci poi alla legge 194, ma apriamo un altro dibattito. Allora, quindi e poi l'altro obiettivo è quello appunto dell'emersione dallo sfruttamento, e noi lavoriamo oltretutto in azioni multiagenzia con le forze dell'ordine per contrastare anche la criminalità, le reti criminali che stanno dietro a queste persone. Quante ne avete salvate? Quante ne abbiamo salvate? Adesso non ho il numero di quante ne abbiamo salvate. Non... Ce la fate insomma? I numeri del progetto Nave sono 25.000. 100 contattate, ce ne sono 487 prese in carico da questo progetto fatto da regione, comuni e associazioni, e 133 sono state inserite in un programma di protezione perché appunto tolte dagli sfruttatori.
quindi Sì, infatti, è una cosa che la Regione con le associazioni, con i comuni ha in fare. moto, ma ripeto, non si riesce ad arginare questo problema. Allora, io prendo una telefonata. insomma, però sono numeri notevoli, Certo, secondo noi, secondo gli operatori del sì. Anche se settore. basta solo che quindi... uno si toglie da una situazione di questo, Sì, è già sì. uno salvato, no? Quello che Sì, conta. secondo noi sono buoni risultati quelli che col progetto Nave raggiungiamo. Oltretutto, appunto, essendo la Regione Veneto partner del progetto Nave, ancora di più, secondo me, è con il progetto Nave, in questo caso perché parliamo del Veneto, che andrebbe magari concertata. Insomma, bisogna ascoltarsi di più fra le diverse parti e di chi ha esperienza sul campo nell'andare a salvare queste persone. Prendo una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Niente, io volevo dire, ma ci sono già chi fa questa professione in case chiuse? Perché ci sono delle inserzioni sui giornali che cercano amici. Sappiamo bene. Cercano amici, bisogna essere, insomma, i controlli si dovrebbero già fare, perché ci sono tanti di numeri di telefono e tutto quanto. Dice su quegli annunci a pagamento, c'è scritto AAA, ma comunque piuttosto che queste amica. prostitute che lo fanno per mestiere, perché dopo vanno, e sono d'accordo con quello che ha detto la signora Giusi, che bisogna insomma essere sicuri anche, e se no mettere la multa a chi va. La signora Giusi dice che preferisce che venga, diciamo, legalizzato in modo che ci siano le fatture, che poi il marito sia beccato in flagrante con la fattura nel testino. Che lo fanno proprio per mestiere. Questo Grazie, lo sappiamo, buongiorno. abbiamo visto storie di tutti i generi, tutti i tipi, abbiamo visto anche le baby prostitute, processi. Allora io devo andare in pubblicità, torniamo subito dopo perché questo è un argomento difficile da trattare, perché insomma voglio dire, le situazioni sono molto variegate, diciamo, le baby prostitute dei Parioli, abbiamo avuto parecchi anche scandali con i politici, insomma non sono mancati in questi anni. 049 49 06 054, torniamo dopo la pubblicità. Bello, ecco, siamo tornati in diretta, non c'era nessun outing, ve lo posso assicurare, se avete colto, no, si stava parlando della situazione in Carinzia, lui dice per sentito dire... No, cioè io mi rapporto con i miei colleghi di altre regioni europee e con la Carinzia facciamo parte di un progetto europeo, cioè, e parlo di cosa avviene da loro, cosa succede da noi, e appunto la differenza, almeno per quello che mi raccontano i miei colleghi carinziani, è evidente, insomma, che per loro questa cosa è normale, è legalmente controllata e gestita in certe abitazioni, appunto ben controllate anche dalle forze dell'ordine, anche dal servizio sanitario, e quindi vedo una gestione ordinata del problema. È un problema che gestire ordinatamente è un po' complicato. 049 49 06 054, la vostra opinione è importante. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco. Buongiorno ragazze, buongiorno. Oggi è la vostra festa. È sempre la nostra festa, che poi non c'è un giorno. Sì, una festa un po' in sottotono, perché abbiamo dei femminicidi, abbiamo i stupri, gli abusi sui minori, ma siete il 52% in Italia di donne. Possibile che non riuscite a fare qualcosa, a convincere i vostri mariti, i vostri onorevoli a fare delle leggi che vadano bene per voi? A un certo punto io fossi una donna proporrei la pena di morte, perché se uno non vuole incappare nella pena di morte non fa queste cose, non fa gli abusi. E quindi, ad esempio, Nardi, il socio, è andato su in montagna, ma sapeva il rischio e ci ha rimesso la pelle. E quindi anche quelli che vogliono fare questi femminicidi sappiano che c'è la pena di morte. Ma non è che, non è che la legge del taglione, bisogna riabilitare una persona. Possibile che vi fate sempre la pipì addosso e che dite sempre, vabbè. cominciate a dire ma qui, ma là non ci sono leggi, non ci sono,
la polizia e questo, quello, quell'altro. Dice, dobbiamo far emergere di più la nostra voce, signor Franco. Svegliatevi un po', svegliatevi, grazie. Grazie signor Franco. Il problema qual è? Qual è il problema? Diceva anche dei femminicidi, per carità, però quante donne denunciano? C'è un problema anche di prevenzione, perché tutte le donne che sono state poi uccise magari parecchie avevano fatto queste denunce. Allora, negli altri paesi ci sono situazioni di controllo e gestione che funzionano. Ripeto, io giro abbastanza l'Europa, non è che sono sparite dalle strade. Non frequento quegli ambienti, ma sento i miei colleghi appunto dal punto di vista normativo, legislativo e amministrativo come la cosa viene gestita in Olanda, come viene gestita in Germania, come viene gestita in altri paesi europei. Anche da noi c'è bisogno di un qualcosa che vada a normare la situazione. La sentenza di ieri sulla legge Merlin, che era stata attaccata dal punto di vista costituzionale, dimostra che o si cambia la legge o così com'è non si può dal punto di vista di tecnica legale o amministrativa affrontare il problema. Senta, dicevamo appunto viene normata in altri paesi, però per esempio in Francia cosa succede? Ti trovano, sei un cliente, ti danno 1.500 euro di multa la prima volta e la seconda volta se recidivo 3.750 euro, foto che ti arriva a casa. Mi pare abbastanza incisiva e mi auguro anche serva a far capire che appunto in strada e soprattutto usando metodi non legali non è giusto che venga sfruttata una persona, assolutamente. Quindi anche le foto che vengono mandate a casa sono assolutamente, secondo me, legittime e mi auguro incisive anche per far capire che quelle cose lì non vanno fatte. Invece a monte fare una legge più severa perché chi sfrutta la prostituzione finisca davvero in carcere ma ci stia 20-30 anni? È difficilissimo e penso chi appunto va a contattare queste ragazze è difficilissimo che siano loro, appunto perché in condizioni di sottomissione psicologica, siano loro a indicare chi è lo sfruttatore. È una cosa difficilissima. Bisogna trovare un modo perché queste cose appunto avvengano in situazioni di controllo, di legalità, di verifiche sanitarie, di verifiche anche se, ripeto, non elegantissime, di verifiche fiscali, perché, ripeto, questa cosa è difficile da togliere, anzi è impossibile da togliere, perché ci hanno provato in tanti, ma purtroppo il mercato, chiamiamolo, della domanda e dell'offerta esiste e crea queste situazioni che, ripeto, in Italia sono e avvengono in maniera assolutamente indecorosa. Quello che diceva prima il signore dei centri di massaggi cinesi che soprattutto in Lombardia, soprattutto a Milano, hanno creato situazioni ben evidenti e ben chiare a tutti, non possono essere gestiti in questa maniera. Olanda, la prostituzione è legalizzata, le ragazze maggiorenni sono assistite dai servizi sociali, sanitari e anche dalla polizia. In Germania ci sono dei contratti da dipendenti, partita IVA, più controlli sanitari e l'uso obbligatorio del condom. Cioè siamo anche in Europa, questa questione bisognerebbe poi discuterla tutti insieme, forse come diceva andate in Europa e fatevi ascoltare dalle associazioni, perché se no non funziona. Non diceva questa cosa qui, diceva andate in Europa e fatevi ascoltare e soprattutto fate fare le leggi ai vostri mariti e ai vostri deputati. Allora, io vorrei riprendere questa cosa perché oggi è l'8 marzo. Posso fargli porti pazienza, noi abbiamo le telefonate, Andrella, io le devo passare. Vabbè, allora però non è giusto che parli sempre lui. Pronto, ci dica tutto, buongiorno. Pronto? Sì, eccoci. Oh, bene. Allora, io sono Paola, chiamo da Dossoni Casier e voglio dire quello che penso. Innanzitutto faccio una premessa. Il problema della sessualità è un problema molto complicato e secondo me dovrebbe essere cominciato dalle scuole, dalle famiglie, e a me risulta che alcune famiglie non lo vogliono affrontare perché hanno idee tutte diverse, tutte particolari o private. In secondo luogo si giustifica sempre la prostituzione perché è sempre esistita. Questo è ovvio, non occorre leggere libri di storia. Però c'è una cosa che voglio dire. Innanzitutto il fatto di avere le case chiuse può essere anche utile. Io quando andavo ad Amsterdam per lavoro
vedevo le signorine dalle finestre si vedevano, ok, erano controllate. Però diciamo anche un'altra cosa, non ricordiamo che c'è anche il turismo del sesso e che questi uomini o donne, perché ci sono anche donne, oggi è la festa delle donne, per cui ricordiamo che ci sono donne in gamba, donne meno in gamba, donne negative, come uomini. Allora io dico, questo turismo del sesso cosa porta in casa? Ci sono anziane che hanno l'AIDS e non sanno neanche di averlo. Avete capito? Certo. Allora svegliamoci un po' tutti, scusate l'esternazione, però io ci credo. Ma ha ragione, signora Paola, la ringrazio, perché poi montagne di donne che vanno anche a Capoverde, cioè, diciamo a citare delle località, dei posti e viceversa, però allora, oggi è l'8 marzo, ci vede Andrella. Sì, no, intanto vorrei sfatare questa cosa, oggi non è la festa della donna, l'8 marzo è una giornata celebrativa di una serie di eventi che nel corso degli ultimi 100 anni si sono succeduti. È un po' come dire che nel giorno della memoria facciamo gli auguri ai nostri amici di religione ebraica. Non funziona così, cioè è celebrativa, non è una festa. Detto questo, poi è stata trasformata in questa cosa commerciale come San Valentino. No, io volevo dire, parliamo delle donne, ma parliamo delle donne anche attraverso il fatto che ci sono degli uomini principalmente, perché è vero, ci sono anche delle donne che cercano gli gigolò, ma diciamo che in linea di massima la prostituzione è una prostituzione femminile verso degli uomini. Allora, questi uomini che sfruttano le donne, le sfruttano, tutti quelli che si fermano con la macchina lungo la strada stanno sfruttando una situazione, cioè non ci sono solo quelli che le mettono in strada, ma ci sono anche quelli che le vanno a cercare e noi le leggi ce le abbiamo, noi non abbiamo bisogno di altre leggi, non abbiamo assolutamente bisogno di altre leggi, dobbiamo applicare quelle che abbiamo, cioè la legge Merlin, e torniamo sempre lì, quella che vorremmo abolire, dice per l'appunto che c'è l'intermediazione e l'attività di favoreggiamento. Sono le due cose che vengono punite. Allora, cominciamo a punirle davvero. Perché cioè, il senso di quella legge lì, e stiamo parlando del 1958, era esattamente questo, cioè fare in modo che gli uomini evitassero di incrementare il meccanismo della prostituzione. È inutile che ci nascondiamo dietro alla questione domanda e offerta, perché se siamo cresciuti, se ci stiamo evolvendo, non giriamo più con la mazza per ammazzare gli animali e poi mangiarli crudi, quindi magari possiamo anche trovare una soluzione al fatto che gli impulsi sessuali vanno gestiti in maniera diversa e che la compravendita di un corpo è una cosa sbagliata. È sbagliata, basta. Non puoi usare un pezzo di una donna. Il problema è rafforzarla anche la legge, perché il reato di sicuro non è un reato da 3 anni. Cosa facciamo? Combiniamo una sanzione amministrativa, come lo organizziamo? Perché le sanzioni amministrative sono già previste, e io credo che le sanzioni amministrative, siccome c'è una certa abitudine, chi frequenta questo mondo è abbastanza abitudinario. Se ti becco 4 volte al mese e 4 volte al mese ti chiedo 500 euro ti faccio 500 euro di multa e tu hai pagato allo Stato 2000 euro, che è molto ma molto di più di quanto paghi a quella poveretta che ti stai portando via in macchina, ma molto di più. Quindi mettere in mano al portafoglio dell'italiano è l'unico sistema, perché in realtà noi non possiamo riempire le carceri, già sono piene, quindi insomma diventa un po' complicata questa cosa. E dobbiamo toccare le persone nei loro soldi. Oppure l'alternativa è che nascondiamo queste donne, le nascondiamo.
Ma non risolviamo il problema, le nascondiamo, le mettiamo da un'altra parte, decidiamo, come hanno deciso in tante zone d'Europa, di metterle nelle aree industriali dismesse. I quartieri a luci rosse. Cioè, i quartieri a luci rosse che cosa diventa? Diventa quella roba per cui alla fine c'è lo spaccio, perché si degrada, poi magari uno che dice ho comprato una casetta in quel quartiere, sì, sei rovinato. Sei rovinato, perché poi dopo succede anche questo. Dove le mettiamo poi a proposito? Dove le mettiamo le case chiuse? Nel condominio di fianco a casa mia non lo voglio. No, è vicino a casa mia non la vuole. Non voleva neanche il vicino a casa sua non la vuole né lui né sua moglie, lei non la vuole, dove li mettiamo? In zone industriali dismesse, dove arriveranno anche tutte le porcherie del mondo. Se crei un luogo, ripeto, controllato, dove sai che c'è comunque un via vai di persone o altro, avrai anche le forze dell'ordine che sapranno che lì, in quella zona lì, dovranno esercitare una attenzione e un controllo maggiore di altri posti della città. Come dei posti di blocco su di questi gates. Creiamo delle segregazioni, creiamo cioè, un'area in cui è chiusa. Non mi sembra così incivile la Germania o l'Austria o l'Olanda, sinceramente sì, in questa a me in questa cosa qui mi sembra proprio incivile. Però, a me ripeto, sì, da donna personalmente. Sì, ci mancherebbe, ripeto, non è una cosa elegante e sono il primo a dirlo, lo dico fin dall'inizio. Però, ripeto, la sessualità non è semplicissima, lo diceva anche la telespettatrice. Sì, la signora Paola. Mi pare che, ripeto, nazioni che riteniamo, anzi in certi momenti sono modelli per noi, controllino questo problema in una maniera legislativamente corretta e anche dal punto di vista di controlli della polizia e di controlli sanitari mi sembrano, sia Germania, Austria che Olanda, paesi abbastanza civili. Ecco, allora io devo andare in pubblicità, dopo torniamo e sentiamo Gaia Borgato, 049 49 06 054. È difficile. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, mi dicono dalla regia, dico sempre c'è un omino che mi suggerisce le cose nell'orecchio, no, è il mio caro, i miei colleghi della regia. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno? Sì? No? Vabbè, casomai dopo lo riprendi. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Sì, pronto, sono me. Bene, sono contenta. Sono Francesco. Ecco Francesco, dica tutto. Volevo semplicemente dire, no, che se una volta che io le case chiuse, e che io era una volta che ho anni di esperienza millenaria, no? Oggi come oggi, con tutte quelle malattie che sei in giro, che malattie incurabili, no? E dovrei, a maggior ragione, dovrei essere che le case chiuse controlla tutti i problemi che avevo. Mi dice 30 anni che giro l'Africa e ho un sacco di amici che conoscevo e non li ho più trovati tutti morti di che malattie là. Tra poco mi succederà le stesse robe che qua in Italia, esattamente le stesse robe, gente che sparisce e non ti trovi più perché ha due malattie africane. Beh, non è che punto sono basta, non voglio dilungarmi, Allora, signor Francesco, intanto grazie per averci chiamato. Tutti questi amici che sono spariti con le malattie dell'Africa. No, mamma mia, ci fa preoccupare. Speriamo che qualche amico ne sia rimasto. Grazie signor Francesco. Allora, effettivamente però c'è anche il problema delle malattie Gaia Borgato. Voi come lo affrontate? Perché si pensa sempre, no, all'HIV, all'AIDS, però poi ci dimentichiamo che sono tantissime le malattie. Allora voi negli anni come anche questo aspetto lo avete affrontato? Perché poi sono i tanti bravi padri di famiglia che tornano a casa e infestano la famiglia. Sì, beh, la riduzione del danno infatti non è rivolta solo alle persone che si prostituiscono su strada ma a tutta la cittadinanza. Cioè, quello che diciamo noi è che rendiamo poi un favore anche alla cittadinanza tutta, perché poi la malattia si diffonde sessualmente e quindi se i rapporti non protetti sono con una persona che è appunto malata, poi
è facile contrarre la malattia. E allora noi in strada distribuiamo preservativi e agganciamo le persone che contattiamo per accompagnarle poi di giorno ai servizi sanitari del territorio per effettuare esami del sangue, anche visite ginecologiche, tutto quello che la persona richiede. Ovviamente l'accompagnamento sanitario è un momento molto importante per il nostro lavoro, perché è il momento in cui riusciamo a costruire una relazione di fiducia con la persona e quindi far emergere magari altre problematiche, non solo quelle sanitarie, legate magari a una situazione di vulnerabilità, di crisi, e cerchiamo appunto di assecondarla nel raccontare la sua situazione e proporle poi eventualmente colloqui ulteriori per valutare la possibilità di entrare in un programma di protezione. Ma queste che voi andate ad accompagnare sono già persone che hanno deciso, siete riusciti a salvare, a far uscire? No, sono persone che esercitano la prostituzione di strada. Noi diamo il nostro numero di telefono a tutte le persone che esercitano la prostituzione su strada, ovviamente, e veniamo contattati da loro poi il giorno dopo, telefonicamente. Ovviamente c'è chi ci chiama. E non hanno paura che magari, diciamo, il protettore, chiamiamolo così, lo sfruttatore aguzzino, vi veda? Allora, in realtà noi offriamo appunto un'assistenza sanitaria che fa comodo in realtà anche a chi sfrutta queste ragazze, perché appunto le ragazze poi hanno qualsiasi problematica sanitaria, anche di una semplice infezione vaginale, quindi comunque l'accompagnamento sanitario presso un consultorio, presso un ginecologo aiuta non solo la ragazza, ma ovviamente poi la ragazza è sana e può continuare. Ma perché questi, scusi, perché vogliamo anche capire, cioè questi sfruttano, le mettono su strada e non le danno nemmeno un condom, un preservativo, stanno anche così con le braccia strette anche su una cosa come questa? Allora, per loro, voglio dire, mi spiace dirlo, è sfruttamento, è quasi merce, capito? Sì, diciamo che spesso il cliente paga di più se il preservativo non viene usato, quindi se le ragazze hanno effettivamente bisogno di ripagare un grosso debito o di restituire un'ingente somma di denaro allo sfruttatore, accettano di non usare il preservativo perché la prestazione viene pagata di più. E quindi sì, anche se comunque il preservativo viene distribuito, se la persona è in una situazione di grossa vulnerabilità può anche evitare di utilizzarlo, o addirittura il rischio magari invece che il cliente forzi la ragazza a non utilizzare il preservativo e quindi la ragazza accetta di non utilizzarlo. Senta, e in questo percorso ce le avete trovate tante che avevano anche malattie non curabili? Abbiamo trovato sì persone che hanno contratto l'HIV, che hanno contratto epatiti, sì, sifilidi e ovviamente sì, poi è spettato anche a noi, magari assieme ovviamente al personale medico, comunicare la cosa. Perché non c'è consapevolezza forse in queste ragazze neanche del sé, del benessere, Ma magari la consapevolezza c'è, ma è molto vaga, ecco. Diciamo che la priorità in questo momento per quelle ragazze lì è comunque riuscire ad accumulare denaro, a fare denaro in fretta per riuscire a ripagare il debito e per liberarsi quindi dal debito o per se parliamo del target nigeriano, allora in questo momento si aggira attorno ai 20.000 euro, prima quando arrivavano magari anche in aereo anche attorno ai 60.000 euro. E lo stesso stile di debito ce l'hanno anche le trans sudamericane, perché ci sembrano forse persone, le trans, che non hanno contratto debiti, invece anche loro sì, purtroppo. Sì, un po' più bassi, attorno ai 15.000, però comunque sono tantissimi soldi. E il target dell'Est Europa magari non ha proprio questo meccanismo del debito, ma comunque deve dare tutti i soldi che guadagna a un uomo o a un'organizzazione criminale che le sta alle spalle. Volevo però fare una precisazione. Io devo chiudere, però faccio la precisazione. Okay. No, volevo solo dire che noi effettivamente, poi porto l'esperienza di chi contatta le persone su strada, abbiamo contattato anche ragazze che effettivamente ci dicevano che ci salutavano perché il giorno dopo andavano a lavorare in Austria nei locali.
il problema è che comunque queste ragazze sono seguite da un'organizzazione criminale che sta alle spalle, che le piazza o in strada o nei locali, e quindi sì, è questo un po' il problema. C'è sempre una situazione secondaria dietro. Sì, c'è chi decide per loro, cioè io decido di metterti in strada, io decido di metterti in un locale, in un appartamento, però non è la ragazza che decide, è l'organizzazione criminale. Perché comunque ci sono monte, questo debito da ripianare. Comunque la prostituzione comunque è uno dei traffici maggiori al mondo, che fa guadagnare alle organizzazioni criminali, dopo armi e droga, miliardi di euro. Allora è una situazione che è difficile da gestire, però adesso mi ha fatto parlare Gaia Borgato proprio per farvi anche raccontare qual è questa situazione, che è trasversale, quindi avete sentito uomini, trans, piuttosto che appunto le donne. Speriamo di essere stati anche utili per fare una riflessione profonda. Allora, cosa devo fare? Io devo ringraziare tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ci ha guardato, chi ci seguirà in replica. Pensiamo, meditiamo su cosa fare. Ringrazio davvero molto Gaia Borgato, coordinatrice dell'area contatto dell'Associazione Mimosa di Padova, per essere stata con noi, grazie. Ringrazio davvero molto Etta Andrella del Partito Democratico di Padova per essere stata con noi. Ringrazio davvero molto Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio della Regione Veneto. Come sempre ore 13 torna domani, e io ringrazio i colleghi che mi hanno regalato la mimosa, sono sempre molto gentili tutti i giorni, non solo oggi. Grazie.